ai nostri podcast. Abbiamo in collegamento audio da Gorizia il nostro ospite, interlocutore, che è l'amico Rizzi, per sentire un po' dalla sua viva voce quali sono le ultimissime novità in merito soprattutto a questa app che verrà applicata entro il 2024 per tutti coloro che avranno la possibilità, insomma, di approfittare dello sconto regionale perché residenti in Friuli, Venezia e Giulia. Ci sono dei pro, ci sono dei contro, allora ci vuol dire un po' le ultimissime. Ciao Omar, ciao a tutti. Allora, la Regione innanzitutto ha promesso di fare una proroga dell'entrata in vigore in totale dell'app, quindi dal prossimo anno funzionerà ancora sia la tessera che ovviamente l'app. In più, la Regione ha dato la possibilità alle Camere di Commercio di consegnare il QR code ai clienti, quelli che non sono avvezzi alla tecnologia. Quindi basta recarsi in Camera di Commercio e quindi questi clienti possono ricevere senza lo SPID, senza l'app, senza quant'altro, questo QR code per andare a fare carburante. Bene, questa è una cosa positiva. Dall'altra parte però succede che abbiamo notato che questi utenti che vanno in Camera di Commercio a ricevere il QR code, quando vengono a fare rifornimento, il gestore, visto che ha in mano un cellulare, quindi una tecnologia mobile, non gli lascia nessuno scontrino, dato che l'operazione passa da app a app. E quindi questa è un vulnus, una mancata trasparenza per il cittadino. Quindi questa cosa non va bene, bisogna trovare una soluzione. Si è proposto alla Regione diverse soluzioni, tra cui anche di dotare i vari distributori carburanti di un nuovo POS Android di ultima generazione, in modo tale che possa leggere la app e magari rilasciare lo scontrino a quegli utenti che vanno a prendere il QR code in Camera di Commercio. Ecco, e la regione in cambio fino adesso che risposte vi ha fornito? Ma in questo momento qua la regione va, diciamo, per conto suo, la regione è anche in SIEL, basti pensare anche all'ultimo comunicato che hanno fatto su una TV regionale qualche giorno fa, dove dicevano che l'app funziona, che è tutto bene, che anzi è una cosa magnifica. E oltretutto hanno anche intervistato un noto presidente nazionale dei benzinai, dove anche lui ribadisce che è tutto a posto, che non si sta riscontrando nessuna problematica e quei benzinai che non si sono ancora adeguati dovrebbero farlo perché è una cosa innovativa. Ma non so se viviamo noi su Marte o loro sulla Luna, perché qua non è possibile che ci siano questi disaccordi così totali. Come può essere? Allora, qualcuno qua sta dicendo delle bugie. Innanzitutto, la maggior parte dei benzinai in regione non voleva l'app, non vuole l'app. In più ha anche detto, ok, c'è l'app, però dateci i POS. I cellulari, basta pensare in questo momento qua, la batteria del cellulare dura quel che dura. Dopo 2 anni bisogna gettare il cellulare. Invece i POS ormai sono 15 anni che funzionano, quindi benissimo. In più, oltretutto, la regione ha stanziato 100.000 euro, quindi equivalente circa 100 euro a stazione di servizio per acquistare un nuovo cellulare. Secondo il nostro punto di vista è meglio dare quei soldi per comprare dei post nuovi. Quindi queste criticità che la regione non vuole capire, non vuole comprendere, in più anche la questione della trasparenza per i cittadini, perché dare uno scontrino a quelli che non possono accedere all'app è dare in pratica trasparenza, anche perché non si sa mai, magari trovi quel benzinaio un po' più furbetto che invece di scaricare 20 litri scarica 30 litri e il restante la differenza in tasca lui. Quindi ci sono molte problematiche. Abbiamo chiesto di mettere un PIN, come anche la provincia autonoma di Bolzano ha i PIN. Quando si va a fare carburante si inserisce la tessera sanitaria, in quel caso si digita un PIN e quello è personale. Se no qua anche il QR code può essere
passato tra clienti, utenti, e con il gestore compiacente magari fare le operazioni che non dovrebbero essere fatte. Bene, grazie Manuel per l'intervento. Speriamo insomma che qualche novità positiva arrivi già da gennaio prossimo.